Ho voluto dedicare alla donna questa seconda puntata di Maestoso Cesen, il lato B della montagna Principe per i Valdobbiadenesi, il lato estivo. Avevamo già visto la parte invernale col primo documentario. Questa volta avremo, oltre l'escursione che sarà disegnata attorno al massiccio del Cesen per storici sentieri come ad esempio il Trodo dei Muc, ci saranno 5 inserti a proposito di donne, perché fatalità questi inserti culturali sono stati tutti imperniati sulla vita della donna legata a questa maestosa montagna. Ma non solo la donna che vede la montagna come attività di malga, di pascolo, anche altre attività, quindi diciamo un mondo particolare, un mondo diverso, sempre legato alla donna. Il successo è garantito e il merito va dato a chi si è impegnato. Qui vedo arrivato Giovanni Carraro. Il merito va in gran parte a lui, ma va anche a tutte le persone che hanno partecipato attivamente a Maestoso Cesen 2, quindi alle donne della nostra montagna che vedo qui sedute in prima fila, delle donne eccezionali che vengono raccontate attraverso il documentario di Giovanni Carraro. La montagna piace certamente, va raccontata nella maniera giusta e Giovanni in questo è abilissimo, ma tutte le persone che ogni giorno si adoperano per la montagna, per la manutenzione dei sentieri, per le pulizie, per le attività ricettive, per turistiche, insomma tutte queste persone sono sicuramente persone che amando la montagna la sanno raccontare e quindi trovano un sempre maggior riscontro perché ci sono storie, ci sono vite e c'è soprattutto futuro per la montagna, quindi il fatto di avere centinaia di persone qui stasera è rassicurante ed è secondo me la testimonianza del grande affetto che abbiamo tutti per queste persone. La montagna è quella che ti salva la vita, mai aver paura della montagna. Io ho fatto la mia vita, prima a Pian de Ferney, 32 anni e dopo resto in Domion. E Domion è sempre stata una parola meravigliosa, il nome di un bambino che si chiamava Endymione. E era bellissima la storia.